Eccolo qua, finalmente si arriva un po'. Cioè, Eccolo qua pure a lui. sono andato a comprare le sigarette per isso. E c'è un tellecchio. Avete gioia che manca. Io ti chiedo che dico, ma voglio finire. Ma, pensa che si pidi io, preoccupato. Chi lo fa colazione? Si fa la tartare di cipolle e aglio? Faccino, È uscito un attimo Sì. senza mano. Quindi lo chiamano souffle mortel, Sì, aleto souffle assassino. Quindi le attrici, niente, vanno i controfigure perché svengono. Io a chiamare l'ambulanza l'altra volta. Sì, questo Niente, è è- un respiro proprio malefico. Ma questa è una ricetta che, diciamo, ti pulisce dentro lo spirito. Come dici tu, questa notte mi chiamavi, Sì, come questa notte mi stanotte, chiamavi esatto. Samantha. Cioè, di notte, Samantha, Samantha. Ma io dico, c'è su chi se no secondo me Roberto da ripicchiare. Sì. Cioè, poi mangia troppo, niente, tutta in nada a mangiare ci passa. E chi, c'è chi, certe volte si fissa che rosicceria. La Ora rosticceria mi piace, c'è- tu sì, come sai. dici tu, Beh, a me mi è piaciuto sempre, anche voi ignoti. ti devi mettere in testa che la città, Sì, Tadera è una regolata. Ma chi te darà regolata questa età? Io abbiamo dei film, sputto io. Niente. Comincia a mangiare poi sta che cipolla schifio, sta tartare che si fa, questa cosa new Questa age. tartare Cioè tu sei fissato. pulisce. Io Ma te l'ho sapete che detto, tu, te l'ho detto che pulisce lo spirito. Questo mi fu indicato da padre Costantino. cioè ti fissarsi con questa cosa del new age. Cioè io dico, cioè ti ritiri. Questa è una cosa fra me e te, naturalmente. Non è che dobbiamo. Tipo ora, se mio, se accattare sigarette, è un bell'ecchio. Cioè, per giorni. Ora, cioè, ti hai portato 10 kg di aglio. Eravamo in GT. Eravamo in 5 kg GT. di cipolla nel sacchetto. Eravamo in ritiro spirituale con Samantha e l'altra ragazza che non mi ricordo come si chiama. Comunque eravamo in giro e niente, lo sai, ogni tanto a noi piace, essendo testimoni che andiamo e diciamo passiamo, diffondiamo la parola del nostro potente, diciamo, no? Niente, eravamo in giro e così mi sono passato un po' 2 o 3 E poi giorni. l'altra volta, vado a lavorare in campagna, parlare in campagna. Ma chi? Se il mio tipo, che si pigliò tipo una pecora al guinzaglio. La pecora è. Sai, la pecora al guinzaglio. Si invia a passeggiare, in viale. Dice, ma ando in mare secondo. La pecora è la reincarnazione di Di mia chi? zia. Quindi io ci tengo, che schifo io. Che schifo io. Cominciamo. Io però non parlo di queste cose. La chiamano puzzola fetente. Non la chiamano. Quando ti mettissi a fare la caccia, ti mettissi a fare la caccia ai cinghiali in piena New York. Cioè, ma perché ci sono cinghiali a New York? Non l'ho capito. Cioè, ti picchiessi l'arco di frecce e ti deve fatti il trucco da guerra, come gli Apache riceve. Mi è stato ordinato di fare questa cosa perché era a quanto pare ancora questa cosa. Era a quanto pare ancora Chi te l'avevo discusso? e si è sbocciato. Io ho problemi di stomaco, lo sai. Cioè, ogni tanto qualche scorreggina, cioè, può capitare, non l'ho capito. Cioè, perché io uso l'aereo al stomaco. È un meteorismo si chiama. Cioè, uno poi, quando spesso. mangi, si produce gas nello stomaco, il pancino e niente, fai i piritelli. Cioè, che ci posso fare? Non è che è colpa mia. Se durante i film quelli Non tragici io. spizzoletto però ti capita, vero? Durante i film Non tragici spesso. mi venisco le idee, che ci posso fare? Io quando mi innervosisco e i film di Sì. thriller mi fanno innervosire e faccio qualche spirito. Cioè può capitare, no? Cioè non è che è una cosa così grave. Poi c'ho il deodorante, ti spruzzo il deodorante e finisce tutto. No, sono tutti che se lamentano. È diventato così esagerato che pure il resto della troupe e dello staff è andato in niente, stanno facendo sciopero perché non già chiaro più guido. La puzza è una cosa incredibile, non si può stare veramente vicino a No, lui. mi fecero trovare un cartello dove scritto arrivato lo scorreggione. Chissà educazione. E Ibro piccarizzo. Io saccio che è Ibro. Che è malefico. Cioè, poi queste cose si fanno, non è che perché lo chiamano soffio assassino o sfutto. Invece lui scorreggione, piritello. Questa è la verità, non è che ti sfottono. Chi di sento non ce la fanno più, non ce la fanno più. E la puzza non si sta. Insomma, da mettere l'acqueddo. Io da un lato e lui dall'altro. Ibro col soffio malefico e io con il cassamo pietre. Insomma, ma così guarda. Non c'è niente di fare.
Sono fatti così, Sam. col tempo, diciamo.